Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Si è verificato un grave incidente a Palermo. Il sinistro di oggi è avvenuto intorno alle ore 10:30 lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania verso il capoluogo siciliano. A scontrarsi i conducenti di una moto e di un'auto, dove ad avere la peggio è stato il Centauro, trasportati in ambulanza all'ospedale civico di Palermo. I carabinieri di Cefalù hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 44enne e un 39enne ritenuti responsabili di un furto in abitazione risalente al gennaio 2021. I due soggetti si sarebbero anche trattenuti a banchettare all'interno dell'immobile derubato dopo avervi fatto ingresso tramite la forzatura di una porta. A bordo di un ciclomotore senza patente, assicurazione e senza casco, protagonista una ragazzina di 17 anni. La giovane ha provocato anche un incidente lungo la strada provinciale che collega Montelepre a Partinico nel capoluogo siciliano. Multa salatissima per i genitori della giovane, che dovranno pagare sanzioni per un ammontare di 7.000 euro. Con una mostra fotografica sulle migrazioni dal 1919 al 1945, l'Istituto Concetto Marchesi di Mascalucia ha partecipato all'Erasmus Day 2022. La realizzazione della mostra ha mirato al reperimento di fonti fotografiche sull'evoluzione delle migrazioni in ciascun paese coinvolto. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.